Sarda pinga. Eh sì, oggi facciamo esattamente quella roba lì. Non sapete quello che vi aspetta, lo scoprirete a brevissimo. Io nel frattempo stavo cercando un pezzo da mettere su, vediamo, ecco, questo qua, giusto. Sigla! Sigla! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Bentornati su Ghiat Television. Dunque, giorno di reclusione, cosa siamo arrivati? 29? Una cosa di questo tipo. Come state? Questa cosa qua è partita, non so se ve lo ricordate, così un pochino a caso, tipo il secondo giorno di reclusione, in cui ho fatto due commenti, diciamo, di un paio di dischi, e poi si è evoluto in questo viaggio nella storia dell'hip hop italiano, che siamo dell'hip hop italiano negli anni 90, che siamo quasi in punto di completare, nel senso che ormai manca veramente poco. Questa qua è l'ultima puntata che farò da solo, quindi l'ultima di mera divulgazione e di ascolto di qualche brano, così scusatemi i capelli, ma insomma siamo tutti in quarantena, ho il mio aspetto trasandato. D'altra parte non è un periodo facile per tutti noi, lo sappiamo. Spero che per voi vada bene, spero che tutto proceda bene, che continuate a seguire i contenuti che propongo sui miei canali, quindi da Ghiat Television, le varie puntate, compreso il salotto cinematografico della domenica con Elvis Fior, per arrivare fino alle puntate di Ghiat Television sulla storia dell'hip hop italiano, oppure al diario di bordo, che è questo format, questa specie di podcast che a cadenza regolare pubblico su tutti i miei canali, per dare così una cronistoria, diciamo, ulteriore, con parole mie, con le musiche di Jamie Fields, di quello che sta succedendo. Va bene, veniamo a noi, quindi. Siamo arrivati alla fine, nel senso che, facendo un piccolo recap, abbiamo parlato di Roma, Napoli, la scena, diciamo, inerente a Bologna, comunque zona d'Europa, prevalentemente Bologna non l'abbiamo più di tanto approfondita, Lombardia, Piemonte, la costiera adriatica con Sandro Su, la riviera adriatica con Sandro Su, no, la riviera adriatica, la costa adriatica è molto meglio, e oggi siamo arrivati a questo punto qua in cui facciamo tutto in una puntata, il sud e le isole. Dopodiché farò presumibilmente 3 puntate sul Triveneto. Perché 3 puntate sul Triveneto? In effetti sul Triveneto negli anni 90 c'è molto poco da dire per quanto riguarda l'hip hop, difatti probabilmente sconfineremo anche nei 2000, però è, diciamo, la scena che ho vissuto più da vicino e che mi ha anche cresciuto in qualche modo, insomma, quindi è una cosa che voglio fare. Avrò degli ospiti, uno è già confermato, ancora non ve lo dico, però avremo un ospite sicuramente questo venerdì per parlare prettamente del Veneto, e poi passeremo in Friuli per fare Trieste, Gorizia, Udine, anche andando oltre chiaramente gli anni 90. Dopodiché il format di diretta, in questo momento siamo in diretta simultanea su Facebook, YouTube e anche su Instagram. Ecco, questo format qua lo fermerò, diciamo, perché mi rendo conto che è un po' impegnativo anche per voi, è un po' difficile da seguire, insomma c'è tutta una serie di controindicazioni, anche perché è un orario strano che all'inizio della quarantena poteva sembrare vincente perché eravamo tutti a casa. Adesso giustamente tutti voi vi siete trovati delle cose da fare, o come vi auguro siete tornati a lavoro. Ma veniamo a noi, parliamo dell'hip hop in Sud Italia, della scena hip hop in Sud Italia negli anni 90. Cosa succede? Allora, io percorrerò 4 regioni che sono Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Mi rendo conto che ci sarebbe probabilmente anche dell'altro, ma come ho già detto diverse volte all'interno di questo format, non voglio andare troppo nello specifico, perché finirebbe con risultare un po' troppo per intenditori e finirebbe con l'interessare soltanto strettamente gli addetti al settore. Mentre ciao a tutti, vi vedo che vi state connettendo su Instagram, mi fa piacere. Quindi non vuole essere una cosa troppo per intenditori. Difatti oggi è una giornata un pochino difficile da quel punto di vista, perché il sud e le isole sono stati veramente, bisogna dirlo, i numeri alla mano, sono state decisamente poco produttive negli anni 90 per quanto riguarda l'hip hop. Però c'è la Sardegna, che la Sardegna è un'altra scena alla quale ero molto legato, sono stato molto legato anche per la mia formazione personale, la mia e quella dei Carnicazze, chiaramente del mio primo gruppo, che per chi ci sta seguendo fuori dal Friuli, insomma,
è un gruppo abbastanza conosciuto qui da noi, per loro la scena sarda è stata importante. Voi direte perché proprio la Sardegna? Beh, dopo ve lo spiego, un attimino di pazienza. Partiamo dalla Puglia. Cosa c'è da dire sulla Puglia? Allora, sulla Puglia c'è da dire che per la prima metà degli anni 90, quindi per il momento clou delle posse e del successo mainstream del rap italiano, il nome, i maggiori esponenti che uscivano dalla Puglia non erano una realtà hip hop, ma erano una realtà reggae, ragamuffin, dancehall, che sono i Sub Sound System, di cui non parleremo oggi, anche perché non rientrano. Sul finire degli anni 90 hanno cominciato a spuntare dei nomi, di cui un paio che magari ve li ricordate, ma io partirei da uno in particolare che non avete probabilmente mai sentito, che è stato il mio battesimo del fuoco per quanto riguarda l'hip hop pugliese. Mi ricordo che questo disco, pubblicato nel 1999, ebbe una discreta distribuzione in tutta Italia, e quindi finì col comprare questo disco e ascoltarmelo. Ai tempi non mi piacque molto, devo ammettere. Bello, più di altri, era difficile. Partiamo dal presupposto che era difficile orientarsi in questo mondo. AL dava una mano, ma AL a un certo punto è diventato un vero e proprio network, quindi proponeva un pochino tutto, faceva tabula rasa e dava spazio bene o male a tutti, quindi non è che faceva un controllo di qualità, un controllo all'ingresso, no, questa cosa non la faceva. E quindi 30 Danari della zona 45, si chiamano così, zona 45, è il mio primo bacio col rap pugliese. Chi erano gli zona 45? Torto e Reverendo. Reverendo, magari ve lo ricordate, perché ha cantato uno dei pezzi più famosi di J-Ax, uno dei primi, adesso non mi ricordo, era in Domani Smetto. Un attimino allora andiamo a sentirlo, perché purtroppo la memoria in questo momento non mi assiste. In Domani Smetto c'era un pezzo, ecco, difatti il più ascoltato su Spotify, Gente che spera, con Reverendo faceva parte di questo gruppo Zona 45. Pubblicarono questo disco 30 Danari nel 1999. Cosa c'era di particolare in questo disco? Beh, il rapper Torto era un rapper old school, quindi si sente nel suo flow molto macchinoso, nel suo modo di cantare molto macchinoso, che diciamo non era proprio particolarmente accattivante. Forse fu quello che mi fermò, perché effettivamente il gusto musicale di tutto il progetto è molto molto interessante. Vi faccio sentire il pezzo che ai tempi un attimino mi colpì di più. Si intitola Un ricordo ed è il terzo pezzo del disco, quindi praticamente in apertura, perché il primo era un intro. Il sapore era molto caldo, c'era un sample in qualche modo, e anche Reverendo nel ritornello faceva riferimento, ricordo il sole caldo di quando ero bambino, quindi questo effetto un pochino throwback solare che mi piaceva. Sentite il flow del rapper però, no? Sì, sentite un pochino legnoso, no? Molto grezzo ancora ai tempi. Lui rappava, mentre Reverendo cantava i ritornelli. Il beat è molto bello, è una produzione molto carina, veramente molto gusto nella scelta dei sample, nel modo in cui è stato fatto suonare. Non ricordo chi lo mixò e chi lo masterizzò, però è carino. Occhio al ritornello. Questo è Reverendo. Io funky solo sentivo e disco music. All'interno del disco poi c'erano anche dei pezzi notevolmente impegnati. Ce n'era uno pensate che si intitola Fuga da Valona, che affrontava il tema dei migranti ai tempi, pensate, quindi che ai tempi c'erano migrazioni dall'est Europa, se non sbaglio dall'Albania, proprio sulle coste della Puglia. Ricordiamoci che l'Albania, che adesso in questi giorni stiamo ringraziando per gli aiuti che ci hanno inviato per affrontare la pandemia, per affrontare Covid, ecco, ai tempi avevano serie difficoltà politiche nel loro paese e scappavano qua da noi. Ci fu abbastanza un terrorismo anche da parte della classe politica. Sappiamo di chi stiamo parlando, non voglio fare nomi di quale classe politica, sempre loro. Cambiano nemico, ma la politica è sempre quella, individuare un nemico e fare propaganda
propaganda contro di lui, ecco. Ai tempi ci fu questo problema e gli Zona 45 perfino lo affrontarono in un pezzo. Mi piace ancora farvi sentire, adesso un attimino mi piacerebbe farvi sentire, adesso lo faccio partire, l'ultimo pezzo del disco, che in realtà aveva un sapore molto più R&B, no? Molto più morbido, ecco, diciamo, che però mi piaceva molto, era anche coraggioso per i tempi, perché non lo facevano tutti cose di questo tipo. Sentite il beatbox? Chitarrina, una bella elettrica, il rumore del mare sotto, e poi il reverendo spaccava. Seguimi per quanto io vado su, all'inferno giù di lì, accompagna questo sì, seguimi così, dai, carino, come lo sai fare tu, non c'è niente da dire. Stringimi di più, voglio stare insieme a te, tutta quanta la notte. Bravo reverendo che poi negli anni successivi collaborò appunto non solo con J-Ax, quella è la sua collaborazione più famosa, ma con buona parte della scena milanese, in diverse occasioni anche coi Dogo, anche coi Club Dogo se non sbaglio. E poi c'era Torto, chiaramente, che rappava, come dicevo, in un modo non particolarmente accattivante, ma che ai tempi non era poi così strano. Ecco, questo è quanto. Io sulla Zona 45 mi fermerei qua, perché poi bisogna dire cosa successe alla Zona 45, a tutta un'altra serie di gruppi hip hop pugliesi l'anno successivo. Formarono un mega collettivo che si chiamava Puglia Tribe, che, pensate, non si sa bene come, attirò le attenzioni proprio della Spaghetti Funk, la stessa Spaghetti Funk, quindi ecco, attenzione, qua è arrivato subito un commento. No, non intendevo lui, Marco, sai esattamente quello che intendevo. Io e te non siamo allineati su questo, andiamo pure avanti. Diciamo che l'anno successivo proprio la Spaghetti Funk, quindi il collettivo di DJ Axe e DJ Jed degli Articolo 31, notò questo mega collettivo pugliese in cui all'interno c'erano, oltre agli Zona 45 che abbiamo sentito, anche i Casa del Fico, Tony Fine e Moddi, che poi nei 2000 diventò famoso come freestyler. Era un freestyler potente, favoloso da vedere dal vivo, fragoroso anche, nel senso aveva sto vocione enorme, faceva sti freestyle immensi, metà in pugliese, metà in italiano. Non ci sono chiaramente prodotti ufficiali, ma immagino ci siano dei live su YouTube se andate a cercarli. Sta di fatto che tutti questi gruppi pugliesi si riunirono in un collettivo che si chiama Puglia Tribe, Puglia scritto con 2 O, e fecero un singolo che ai tempi andò bene, che si chiamava Cime di Rap. Avevano fatto il gioco di parole, però molto carino. Eccolo qua. Magari ve lo ricordate, perché ai tempi girò pure parecchio in radio, Sti guaglione. Casa del Fico, non dimentichiamoci, all'interno del quale c'era ZZ, che proprio ultimamente ha collaborato con un mio conterraneo, con il Guru, in un EP Panini 90. Lui è produttore, che per un lungo periodo poi si occupò di musica electro house prevalentemente, e adesso ha prodotto proprio l'EP di un mio conterraneo, Anthony il Guru, che saluto. Questo era il pezzo, comunque magari ve lo ricordate, in radio girò parecchio, erano eclettici loro, ok? Però figo, cioè la produzione era figa. Sì, poi diciamo che il ritornello girava, però mi ricordo che in radio si sentiva, cioè giravano, si facevano sentire spesso. Parlo sopra i pezzi, raga, l'ho già detto, perché sennò ci buttano giù la diretta. Occhio il ritornello, eccolo. Mi sentivo una gattina.
E questa era la Puglia Tribe, che purtroppo ebbe un'avventura molto breve, perché dopo questo disco si sfaldarono e presero ognuno la sua strada. Abbiamo parlato di Moddi, che comunque finì a fare Lost nelle note battaglie di freestyle nei 2000 chiamate To The Beat, alcuni di voi se le ricorderanno. La Casa del Fico anche, che si sfaldarono, Zizzer finì a fare il produttore. Tony Fine, se non sbaglio, finì in un collettivo che si chiamava Soulville, molto bravi, molto fighi, che ebbero anche loro purtroppo vita breve. Ma arriviamo all'ultimo nome per quanto riguarda la Puglia, un nome però importante, che è il nome di Caparezza. Caparezza sicuramente molti di voi lo conoscono, anzi sono sicuro che molti, anzi probabilmente tutti voi lo conoscete. Se non conosci Caparezza devi aver vissuto gli ultimi 15 anni sotto un sasso. Caparezza ha una storia molto particolare, perché intanto il suo primo disco, Caparezza omonimo, cioè praticamente il titolo è punto di domanda, punto esclamativo, è uscito nel 2000, qua siamo già nel 2000, siamo alle soglie del nuovo millennio, però lui è, adesso non mi ricordo la classe, ma insomma non è giovanissimo, aveva già avuto numerose esperienze. La sua storia è molto interessante, perché cerco di farla breve a questo punto, perché aveva partecipato a Sanremo sul finire degli anni 90, anzi a metà degli anni 90, inizio degli anni 90, con un altro nome, Mickey Mix, e le major gli avevano fatto fare appunto in questa partecipazione a Sanremo le solite canzonette melense che bisogna per forza portare a Sanremo. Per questo, nel momento in cui il rap diventava proprio combattivo, barricadero, il rap delle posse, potere al popolo, insomma tutte queste fregnacce che andavano molto in quel periodo storico, si scagliarono tutti contro di lui, perché era l'emblema del vendersi al nemico, no? E obiettivamente anche la musica che aveva fatto, il video di lui a Sanremo lo trovate su YouTube se volete andare ad ascoltarvelo, non era granché. Dopo questa brutta esperienza, Caparezza se n'è tornato a Molfetta, nel suo paese in Puglia, e diciamo che si è chiuso in se stesso, si è trovato un lavoro e ha cominciato a fare demo un po' per i fatti suoi, frequentando anche le jam, facendo anche battaglie di freestyle. Lui non è mai stato particolarmente dentro sta cosa del rap, però tuttora qua lo dico, e sono pronto a difendere a spada tratta contro qualsiasi persona che contesti quello che sto per dire. Il mio diciamo, quello che sto per dire appunto, cioè che è tuttora uno dei rapper migliori che abbiamo in Italia e che abbiamo sempre avuto. È bravo, è completo, a vocabolario, a flow, a stile, certo ha una voce particolare, ma d'altra parte alle voci particolari chi ascolta rap ci si deve abituare. E dopo tutto ciò, dopo tutta questa storia, Caparezza cosa ha fatto? Proprio nel momento in cui non gliene fregava più niente, aveva fatto un 2-3 demo e lì è arrivata la Virgin, se non sbaglio, comunque una grossa etichetta, e gli ha prodotto il primo disco, che non andò granché. Fece il secondo, e nel secondo disco, il quarto singolo, si intitolava Fuori dal il quarto singolo, cioè quando fai un disco, il quarto singolo, e praticamente dici vabbè, mandiamone fuori ancora uno visto che ci siamo, era proprio Fuori dal tunnel, sono fuori dal tunnel, la la la. Ecco, e questa è la storia di Caparezza, rifiutato per anni dalla scena rap e poi riuscito a imporsi facendo un po' il cazzo che gli pareva a lui, quindi un modello di business assolutamente eccezionale, invidiabile, e soprattutto un artista fenomenale, sicuramente fenomenale, che però purtroppo nella scena hip hop non riuscì a trovare posto. Perché? Perché si era sputtanato con sta cosa, e l'hip hop, il rap, la scena rap non perdona un certo tipo di scelte, molto, molto rigida, molto dura da questo punto di vista. Io non condivido granché certe scelte, però ai tempi probabilmente se avessi saputo chi era anch'io avrei detto Mickey Mix, che schifo. Va bene, grande Caparezza. Spostiamoci di qualche chilometro, andiamo giù, ancora più giù, profondo sud, Calabria. Cosa c'è da dire sulla Calabria? Purtroppo molto poco. Ci sono però due nomi da fare sicuramente. Il primo è quello di Macro Marco. Macro Marco non era esattamente un rapper, ma era un produttore musicale, DJ, soprattutto DJ nel senso selector, quello che mette sui pezzi. Faceva dei DJ set, insomma, molto interessanti, in bilico tra reggae e hip hop, che lo hanno portato negli anni a crescere tantissimo di notorietà, fino a fondare la sua etichetta, la Macro Beats, che è stata a casa di personaggi notevoli e chiave, Gamon Science, Gamon, quello che era a Sanremo quest'anno, e chi altro c'è da dire? Oddio, ce n'è ancora uno, sicuramente, Mecna.
Mecna, ecco. Quindi sì, nomi parecchio grossi che sono confluiti sotto la sua... Evidentemente Macro Marco, che io non ho mai avuto il piacere di conoscere, è uno che sa fare decisamente bene il suo lavoro, perché ha saputo scovare dei talenti, niente male, nel corso degli anni, a fargli fare della musica veramente molto figa, senza mai rincorrere particolarmente mode o paraculaggini o cose di questo tipo. Quindi sicuramente un nome che va tenuto in considerazione, anche se la sua produzione comunque negli anni 90 era comunque inesistente. Negli anni 90, che hanno prodotto obiettivamente in Calabria, senza andare a scavare troppo, mi vengono in mente due nomi. Il primo è Turi, che aveva collaborato, che collaborò poi con Piotta sul disco Comunque Vada Sarà un Successo, quello in cui era contenuto Super Cafone. Turi è il calabro, no? Turi Calabro, il calabro MC, diciamo, che accompagnava anche Piotta nei suoi live, istrionico, super preparato, conosce un sacco di dischi, produce, scratcha, rappa, faceva tutto, minchia, meraviglioso. Difatti poi i dischi migliori li ha fatti nei 2000, oggi non possiamo parlarne, ma nel 90, dunque fate vedere che l'ho segnato, mi pare nel 98, eccolo qua, sì, nel 99 fece Aspromonte a Roma, no? Quindi perché lui si era trasferito a Roma, che era un EP solo su vinile, dove c'erano 1, 2, 3 pezzi, vi faccio sentire giusto all'inizio per capire il flavor qual era della cosa. Sicuramente Turi sapeva parecchio il suo mestiere e si sente nel gusto delle produzioni e nel flow, insomma è uno che aveva studiato. Ha un po' di calabrese, chiaramente, sempre messo un po' di calabrese nei suoi pezzi, cosa che sempre mescolato, mai solo calabrese, mescolato con l'italiano o con l'inglese anche nelle produzioni successive. Vengo da sud e resto in sud. Questo oltretutto non è lui, quindi non voglio sviarvi con una voce che non è la sua, schippiamo, lo sto ascoltando su YouTube perché non si trova da nessuna parte, c'è tipo un caricamento su YouTube. Vediamo un pochino che viene fuori adesso, se viene fuori lui. Beh, comunque ve lo ricorderete con Piotta. Eccolo. Qua sta cantando proprio in calabrese, però ha fatto un sacco di pezzi in italiano. Beh, su Turi c'è da dire una cosa molto interessante, che a parte il fatto che io lo adoravo perché aveva un'ironia eccezionale, ultimamente la sua produzione è calata, probabilmente si è anche rotto le palle, scusate il francese, sta di fatto che c'è da dire che creò questo prodotto nel metà dei 2000, se non sbaglio, che si chiamava Calabro 9, in cui tutto l'EP, andatevelo a cercare, Turi Calibro 9 o Calabro 9, una cosa simile, tutto l'EP, ciao guru, tutto l'EP è creato mescolando l'inglese e il calabrese, cioè questo tipo di lingo che parlavano gli emigrati calabresi negli Stati Uniti. È eccezionale, veramente andatevelo a sentire perché è proprio meraviglioso. Stavo facendo la pizza, scrive Anthony. Ciao Anthony, sì, lo so, ti ho citato un attimo fa perché parlavamo del Casa del Fico di ZZ e dicevo che ti ha prodotto il tuo ultimo lavoro. Molto bene, quindi Turi poi ha dato il meglio negli anni successivi, quindi i bei dischi che ha fatto dopo, oggi non ne possiamo parlare, ma ce n'è, ci sono dei pezzi veramente eccezionali, geniale. Ha spaccato il remixone di Ragazzo d'Oro rifatta da DJ Park, immagino. Grazie Ari, grazie mille. Cosa c'è da dire sulla Calabria? Ancora un nome che nessuno si ricorderà, però io voglio farlo lo stesso. Perché? Perché negli anni 90 è un disco che ebbe una certa distribuzione e quindi io, povero ragazzino di Tolmezzo, riuscii ad accaparrarmene una copia. Loro si chiamavano Poeti Onirici, ok, nessuno li conosce, nessuno che ci sta seguendo probabilmente scriverà un commento adesso del tipo i Poeti Onirici che figata. No, questo probabilmente non succederà, però per farvi capire i Poeti Onirici cosa facevano, vi leggo Poeti Onirici, già il nome, ok? Poeti Onirici, vi leggo solo i titoli dei pezzi. Suspiria Profundis, Ritorno al crepuscolo, che oltre alla poesia è anche un richiamo evidente a Dylan Dog, è un titolo di un Dylan Dog. Dolce Stil Novo, il Dolce Stil Novo è una corrente poetica rinascimentale, se non sbaglio. Liber Chronicon, addirittura il titolo in latino.
E vabbè, e poi tutta un'altra serie di cose. E probabilmente avevano fatto il liceo classico, io facevo il liceo classico ai tempi. Bello questo momento di storia musicale. Sì, sì, grazie, sì, storia dell'hip hop italiano anni 90. Vabbè, Aris, è la prima volta che ti connetti su YouTube, sul canale hip hop Dorodiate Carnicats, trovi anche tutte le puntate che abbiamo fatto prima, così se vuoi farti un'infarinatura. Ora si capisce la tua influenza. Beh, no, non lo è stata, però sicuramente ai tempi che studiavo al liceo classico sentivo un pezzo rap che si chiamava Dolce Stil Novo, sicuramente non mi faceva cadere dal pero. Vi faccio sentire un pezzo, erano molto mistici, molto particolari, molto strani. Ripeto, nessuno dirà mai che figata i poeti onirici, però io sicuramente li cito perché come dicevo fin dall'inizio il fulcro di questo format è anche la mia esperienza personale, come io sono entrato in contatto con certe realtà. C'era una ragazza dentro, Diana mi pare si chiamasse, una cosa così. Adesso non ho il disco fisico, ce l'ho sotto il mezzo, accidenti, come dico sempre, a casa dei miei. Comunque era un disco prodotto, cioè c'erano soldi dietro, era registrato bene, suonato. Mani fantastici, ciao. Che io non mi so spiegare. Ok, sentiamo un attimo Liber Chronicon, giusto per il titolo vi faccio sentire solo un pezzo, poi andiamo avanti perché sennò non riusciamo ad arrivare alla Sardegna, che è un pochino il fulcro su cui vorrei concentrarmi un pochino di più oggi. Intanto comincia con le campane, sembra di essere a Hogwarts, no? Ho visto Harry Potter ieri sera in televisione. I cori gregoriani, cazzo, è Carmina Burana, sì, tipo. La madre degli scarsi è sempre incinta, quanto è vero che sei nato. La madre degli scarsi è sempre incinta, quanto è vero che sei nato. Beh, è attuale, potrebbe dirlo anche oggi, per una cosa simile. Ti cancello dal creato, non c'è soluzione che ti possa salvare, in quanto il tuo peccato non è neanche originale. Questa non l'avevo colta. Non c'è soluzione che ti possa salvare in quanto il tuo peccato non è neanche originale, perché attenzione, non essere originali in ambito hip hop è una delle critiche peggiori che possano mai farti. Sì, ci voleva una puntata sola per la Sardegna, lo so, però sto stringendo, Anthony, per forza. Sicilia, arriviamo in Sicilia. Cosa c'è da dire nella Sicilia? La Sicilia ci ha dato tantissimo per quanto riguarda l'hip hop negli ultimi 20 anni, da Stocca e Buddy fino a Johnny Marsiglia e Big Joe, quindi nomi della media e della nuova scuola molto importanti che hanno fatto dischi bellissimi, artisti di livellissimo veramente. Purtroppo però negli anni 90 non c'è praticamente niente da dire. Il mio primo contatto è stato nel 96 con i Fuori Fase, che fecero 2 EP, uno nel 96 e uno nel 99. Voi direte chi? Non lo so neanche io chi, perché poi sono scomparsi, non si sapeva niente, però nei negozi di dischi c'erano sti 2 EP dei Fuori Fase e non ho trovato niente online, quindi ho il CD a casa, però su a casa dei miei, quindi non posso neanche farveli vedere, neanche ascoltare. E poi Otello è un personaggio che ho avuto il piacere di conoscere anche, è eccezionale, uno che ne sa tantissimo di hip hop, che ha proprio lo spirito dell'hip hop, quello bello però, quello dell'aggregazione, dello stare insieme, del non rompersi i coglioni, fare festa, fare musica quando c'è da farla, soprattutto senza rompere i coglioni, che nel 99 fece un EP solo su vinile che si chiamava Eddie Palermo. Essendo solo su vinile io ai tempi non lo comprai neanche, non penso di averlo neanche mai sentito, ma giustamente per dovere di cronaca dovevo nominarlo. Bene, a questo punto quanto siamo? 27 minuti, perfetto. Io, come ben sapete, cerco sempre di stare dentro l'ora, e appunto a stare dentro l'ora anche questa volta. Patrick scrive: poeti onirici o tutti i CD leggermente paranoici. Sì, erano un po' paranoici, un po' introspettivi, però insomma hanno fatto il loro. D'altra parte hanno pubblicato un disco ai tempi che, devo dire, a me ai tempi anche piacque, riascoltato oggi ha poco senso di esistere. Arriviamo alla Sardegna però. Raga, la Sardegna ha dato tantissimo al rap italiano, uno dei più grandi nomi della storia del rap italiano, vecchia e nuova, che è Salmo, viene esattamente dalla Sardegna. E quest'isola isolata appunto dal resto del continente, più isolata anche della Sicilia sicuramente, è riuscita a creare delle realtà veramente particolari. Cosa è successo negli anni 90 però? Allora, facciamo un attimino un passo indietro. Negli anni 90 stava succedendo una cosa, cioè che negli Stati Uniti
a metà degli anni 90, parliamo di 95, 96, 97, si era creata la famosa disputa tra East Coast versus West Coast. Non scendiamo nel dettaglio, Notorious B.I.G., Tupac, vabbè, insomma, c'erano due rapper che avevano dei problemi, uno con l'altro, sono finiti ammazzati tutti e due, e nel frattempo tutta l'industria musicale ha cavalcato un pochino questa cosa, perché tutti i rapper della East Coast dovevano mandare a fanculo quelli della West Coast e viceversa, cosa che è durata poco, perché poi quando sono morti i due pilastri hanno cominciato tutti a cacarsi sotto, quindi hanno detto meglio che la smettiamo con questa cosa qua. Come è stata recepita questa cosa in Italia? È stata recepita in un modo buffo, nel senso che, come parlando nelle puntate precedenti di influenze, si parlava di influenza West Coast riferita ai sottotono, perché i sottotono di Sotto Effetto Stono effettivamente avevano una marcata influenza West Coast, che proprio trasbordava in tutto il disco. Al tempo stesso, in Sardegna, un gruppo che veniva addirittura dall'ambiente delle Posse, che aveva fatto i primi demo, le prime cose ancora all'inizio degli anni 90, a nome Sarazza, a metà degli anni 90, nel 96, cambia nome in SR Razza, con SR Razza. Anche qua, altro passo indietro. Cosa vuol dire Razza? Un rapper ispanico, Kid Frost, rapper ispanico di Los Angeles, uno dei rapper, oltretutto uno dei più anziani anche, ci sono ancora, lo seguo su Instagram, povero, anche problemi cardiaci ultimamente, a me piaceva tantissimo negli anni 90, era molto figo, aveva fatto un pezzo all'inizio degli anni 90 che si chiamava La Razza, This is for la razza, che vuol dire praticamente il gruppo di messicani trapiantati negli Stati Uniti, quindi un inno per una minoranza, il Vai Fradi dei messicani a Los Angeles praticamente, e questo pezzo qua ebbe un certo riscontro anche nella nostra penisola, non so perché, però anche AL, il famoso magazine, AL stava per Alleanza Latina, che era proprio oltretutto uno dei gruppi fondati da questo Kid Frost, uno dei collettivi. Insomma, tutta questa storia qua arriva a pioggia in Sardegna. Sardegna, allora, isola al centro del Mediterraneo, mare, caldo, sole, è chiaro che si sentivano più vicini a Los Angeles che a New York, se dovevano insomma fare dei parallelismi nel suono che li poteva ispirare. E quindi gli SR Rasa colgono, così come i Sottotono, questa influenza West Coast, e forse un po' perché ispirati dai dischi che gli piacevano, un po' perché anche mandare a fanculo gli altri rapper funziona sempre di più che fare belle canzoni. Gli esempi nella scena attuale di rapper che hanno ottenuto notorietà mandando a fanculo altri rapper senza essere poi particolarmente bravi pullulano, è pieno, non ne farò neanche uno per rispetto, perché per l'amor di Dio sono ancora in attività, ma negli anni 90 anche evidentemente questa cosa pareva interessante, tant'è che tra gli SR Rasa e i Sottotono si crea una beef, e nonostante facessero tutti e due West Coast, cioè si ispirassero tutti e due alla West Coast, che tu dici, uno dei due magari gli piaceva New York, gli piaceva Notorious B.I.G., gli altri piaceva Los Angeles, gli piaceva Tupac, e si sbisticciavano per emulare. No, gli piaceva tutti e due la West Coast, avevano comunque trovato all'interno della West Coast, i Sottotono erano più Dog Pound, più Snoop Dogg, e invece gli SR Rasa erano più Kid Frost, NWA, MC8, e quindi si beccavano tra di loro. Ci sono un sacco di storie che io negli anni ho sentito nel sottobosco della storia del rap italiano su questo periodo, e su come si accusassero, gli SR Rasa accusassero il Sottotono di avergli rubato un sample nel disco. Però vabbè, non è rilevante. Quello che è rilevante da dire è che gli SR Rasa nel 96 hanno fatto un disco veramente, veramente bello. Allora, non in tanti condivideranno questa mia affermazione. Io sono sempre stato attirato anch'io, non lo so perché, io non vengo da un posto col mare, le palme, vengo dalle montagne, però sono sempre stato attirato dal suono di Los Angeles. Ironia della sorte, poi mia moglie, la donna che poi ho sposato, ha mezza famiglia, quindi la sua stepmom e ben 3 fratelli e una sorella a Los Angeles, quindi ho finito anche col viaggiare a Los Angeles più di una volta e conoscere la città, vedere coi miei occhi quello che per anni avevo sentito soltanto nominare nelle canzoni. Sta di fatto che gli SR Rasa, con questo disco che si chiama West Isla, quindi gioco di parole tra West Coast e isola, appunto West Isla, fanno un piccolo capolavoro di rap ispirato alla West Coast americana.
Perché dico un piccolo capolavoro? Perché a differenza di altri dischi usciti prima e dopo, soprattutto in Sardegna, conservava un profilo di originalità, ma non di originalità, anche di ricerca melodica, armonica negli arrangiamenti, eccezionale. Oltre al fatto che l'utilizzo del dialetto sardo nelle canzoni, dialetto sardo che poi nei 2000 diventa, per gli essere rasa, tornati a essere sarazza, pilastro della loro produzione musicale, ecco, queste cose qua creano un prodotto effettivamente molto, molto, molto carino. Sto parlando appunto di West Sisla degli Essere Rasa. Andiamo a ascoltarcelo un attimo, poi vi spiego anche perché mi era piaciuto così tanto, perché effettivamente può sembrare effettivamente strano. Non c'è questo disco, si trova pochissimo, c'è una serie di pezzi, c'è il full album, c'è il full album con tutte le tracce divise, quindi vi faccio sentire la title track, West Sisla, occhio, stiamo parlando di West Coast chiaramente, quindi pensate a California Love di Dr. Dre. Quindi la Mini Moog, questa tastiera che fa sti suoni, sti fischi, chitarrina finta, MIDI in questo caso, e poi chiaramente ve lo ricordate il ritornello di California Love? Ruido, giù nella West Sisla scivolo, Ruido e Kilo, i due rapper, non dimentichiamoci i loro nomi sicuramente. Il lungomare è caldo, stiamo all'ombra della palma rilassati. Eccolo il fischio che arriva, sentite il sale? Possiamo sentirla, penso, questa, perché non c'è, Shazam non la becca. Occhio al turbox. Sì, ecco, questa è la West Sisla, la title track. Poi c'erano alcuni pezzi particolarmente interessanti che io sentii molto vicini. Uno si intitolava Non sopporto il grigio. Io, è chiaro, non venivo dallo splendido mare di Sardegna, ma venivo da un posto in cui grigio decisamente ce n'era poco. Ecco, questo tipo di sound qua, nel 96, non dico che fosse avveniristico, però sicuramente aveva una sua particolarità. I miei giorni passano nei silenzi scivolano lenti e mi ritrovo senza più nada. e la sera invece già consumata passa con la mia isola sempre più lontana, ma La mia sete non si placa. Questo pezzo era un dissing ai sottotono, un dissing a Tormento, no? E mentre tu immergi le tue palle in quella fogna, gli dici a Tormento che andava al mare a Riccione, Kilo si specchia coi suoi homies nel suo mare di Sardegna. Occhio, ci arriviamo tra un attimo. Sono le mie palme, i pomeriggi. Eia, il sangue mi diventa ghiaccio e di sole che scaldava qua prende la merda, io cammino intorno a me c'è solo grigio. Ormai nei come sgoditi isola finché poi quello che hai il tuo fuoco brucia, isola non tiro, ci si imbosca fiuta e proprio in modo di infilarla in culo a chi ti vuole. Era bravo, Kilo, aveva un bel flow, spaccava. Può ricordare Tormento a tratti, no? Stato nel grigio che ho. Ecco il synth. È proprio West Coast, ok? Così. Un altro pezzo, però, come dicevo prima, c'erano anche delle influenze interessanti. Il pezzo che apre il disco, per dire, si intitola Assa Manera, è tutto in sardo, è un suono diverso, sì è West Coast se vogliamo, però sa un pochino di Sardegna in qualche modo. Assa Manera, isolana famiglia. Così è solare, capito? Grande Johnny, te li ricordi gli Essere Rasa? Sì, loro. Quindi così
così particolare, ok, a suo modo. E poi soprattutto le tematiche, fermiamoci un attimino, oltre che sull'utilizzo anche della lingua sarda nei pezzi, le tematiche. Sti ragazzi qua venivano da un posto che non era urbano, cioè loro sono di vicino a Cagliari, se non sbaglio, neanche proprio di Cagliari. Quindi nei testi di base non parlano di un cazzo di niente, perché non hanno un cazzo di niente da fare. Parlano del fatto che stanno seduti sotto la palma a bere mirto col tè freddo. Avete mai provato a bere mirto col tè freddo? È un drink eccezionale, io ci ho provato un paio di volte e deve essere probabilmente buono il mirto. Vediamo Johnny cosa scrive. Johnny scrive: a scopo del mio lucro, sì, me li fece conoscere mio cugino, li ho sentiti molto vicini ai Chiarnieri. Bravo Johnny! Adesso ci arriviamo, difatti. Dicevo appunto che parlavano del fatto che non c'era un cazzo di niente da fare, quindi parlavano del fatto che loro facevano un cazzo di niente, scusate sta parolaccia mi viene fuori continuamente, ma è per rendere l'idea, tutto il giorno. Stavano seduti sotto la palma a bere mirto. Il parallelo con me che stavo su a Tolmezzo a non fare niente tutto il giorno, tutta l'estate, a parte andare al campetto a giocare a basket con Johnny, appunto, è proprio questo il fatto, no? E quindi ho sentito un parallelismo, e così come me lo hanno sentito anche gli altri Carnicats. Ed è per questo che ci siamo sentiti molto più vicini a una realtà come gli SR Rasa di quanto ci sentissimo vicini a una realtà come Bassi Maestro, che veniva da Milano, no? Una metropoli per eccellenza. Capite cosa è successo? E quindi questa cosa, unita anche al fatto che gli SR Rasa, guarda un po', mescolavano un po' di italiano e un po' di sardo, tacchete! E così anche i Carnicats ebbero una vera e propria ispirazione. Vabbè, fine della parentesi autobiografica. Per concludere, voglio farvi concludere questo disco, perché poi ci sono ancora un altro paio di dischi di cui voglio parlarvi. Vi faccio sentire il pezzo che io preferisco tuttora. Si intitola Lassa Marregollis Disi, che in sardo vuol dire lasciami raccogliere i giorni, lasciameli contare, letteralmente raccogliere, però immagino che per estensione si possa dire lasciami contare i giorni. E la terza strofa di questo pezzo, che è un pezzo che parla proprio di quello che si diceva, cioè di star seduti a non fare niente tutto il giorno perché non c'è veramente niente da fare in questo posto, ecco, la terza strofa in sardo era veramente una cosa eccezionale. Scusatemi un attimo che la cerco. Beh, sentiamo giusto l'inizio per capire come entra. West Coast sì, ma non la West Coast della Death Row di Tupac, di Snoop Dogg, ok? È una cosa diversa, andrei troppo nel dettaglio se dovessi spiegarvi, però se dovessi farvi dei nomi, Kid Frost, effettivamente Frost è uno di questi, MC8, ecco, questo è MC8. Lasciami stesiato dal mio modo, davanti a me senza rumore muovo, resto con gli home, con la sera lunga che erano cose che non li stare sui miei piedi, vivendo nello scazzo quotidiano, nel silenzio giù dei miei quartieri, senza più colti pagati, senza più un cazzo da fare, con sui chilling in the hood ad aspettare, cioè la sentivo vicina sta roba, no? Non avevo una hood, però avevo un paese, quindi... Sentiamo un attimo, vediamo se arriviamo alla terza strofa. A me piace tutto, difatti appena chiudiamo sta diretta mi riascolto sto pezzo. È la Summer Gollis Disi. Ecco, adesso arriva, occhio, eccolo qua. Questo è Smilingo. Sentite che flow. Fucking every day, sta vita movimento sul muro, conosci scommettere che hanno mani dove sta via, voglio misterica e sta terra sa. Mai capito cosa dice? Però che flow, ragazzi. Quanto spaccava. Lascia che io raccolga i miei giorni nella mia isola sarda, lasciami raccogliere i miei giorni che scivolano lenti da costa a costa, homies lungo le strade senza più motivi, la Samarre con gli stisi. E questo è West Isla degli SR Rasa, come avrete capito un disco che mi è piaciuto tantissimo, anche per un motivo molto stupido, una piccola chicca che vi do. Sia gli SR Rasa che un anno dopo, 2 anni dopo, La Fossa, avevano questa peculiarità che nei ringraziamenti del disco scrivevano i gruppi che li avevano ispirati. Ora,
sforzatevi di pensare agli anni 90, non c'era internet. Per sapere quali gruppi facevano rap West Coast, nella West Coast, e poi andarli a cercare, andarli a chiedere nel negozio di dischi, andare a scartabellare negli scaffali per trovarli, dovevi prima sapere i nomi. E io mi ricordo che leggevo proprio i ringraziamenti dei dischi, mi segnavo i nomi e così ho scoperto tantissimi artisti che poi negli anni mi hanno guidato, mi hanno accompagnato, insomma, nella mia scoperta di questo rap, il rap di Los Angeles, così lontano dalla mia realtà, ma pure così affascinante. E poi la storia mi ha dato ragione, perché uno dei blockbuster, uno dei film più di successo inerenti al rap è proprio ambientato a Los Angeles e racconta la storia degli NWA, che erano uno dei nomi citati nel booklet degli Essere Rasa. Bene, chiuso la parentesi West Isla, bel disco per me, in pochi altri probabilmente condividerebbero, ma insomma, d'altra parte questa è Yacht Television, non è tutti gli altri parlano di cose inerenti al rap. Cos'è successo dopo West Isla? È successo che un anno dopo, nel 97, un gruppo conterraneo loro, e nel quale oltretutto collaborò anche attivamente Kilo, cioè il rapper che abbiamo appena sentito degli Essere Rasa, uscì l'EP della Fossa. Quelli di voi che hanno sentito ai tempi questa EP adesso sicuramente se la stanno ridendo sotto i baffi a manetta. Perché? Perché, come dicevo, la Fossa, così come altri gruppi che prima di loro e dopo di loro ottennero una certa notorietà pur non essendo così bravi, adottarono una strategia particolare, cioè mandare a fanculo gli altri rapper per ottenere riscontro mediatico. E con chi se la presero? Indovinate un po', coi Sottotono, un po' perché dietro c'era Kilo degli Essere Rasa, no? Che già ce l'aveva con loro per questi motivi che non si sono mai capiti granché, e un po' anche perché probabilmente gli tornava utile. Nel 97 hanno fatto questo EP, un EP cosa vuol dire? Che ha poche tracce dentro, La Fossa, omonimo, in cui, al di là dell'apparenza di super sardi con i nuraghi nelle ossa, loro in realtà si rifacevano anche loro pesantemente proprio a questo suono West Coast a cui si erano già rifatti gli Essere Rasa un anno prima. E hanno fatto questo EP, che era l'EP pieno di parolacce che noi tutti ragazzini volevamo ascoltare e che i nostri genitori non volevano che ascoltassimo. Perché all'interno del disco c'è un pezzo, adesso ve lo faccio sentire, raga, a costo di far buttare giù la diretta perché vale veramente la pena, a partire dal titolo. Questo qui è Quando la Troia succhia. Mamma mia, cioè vuol dire prendere il rap West Coast degli NWA, tradurre il titolo e fare un pezzo uguale. Occhio al testo, adesso ci rapperò un po' sopra per non far cadere veramente la diretta, ma giusto per farvi capire il tenore poetico che potevano avere sti qua, occhio. Attenzione, dai, qualcuno vediamo se se lo ricorda. Minchia sarda, sta dicendo, attenzione. Ti sta offrendo la fontana, bevi, Che sottili riferimenti. Allora prendila la cordula. Prendila la cordula. Bevi tira la fonte della vita. E succhia e prega a me perché produca tanta schiuma. Mamma mia, immaginatevi quando l'ho messa su in salotto con mia mamma in cucina e così. Cos'è questa schifezza? Minchia puttana, il guapo spada, bello, accidenti. Sul mio cazzo senza sprechi, mi fai godere da far vedere i ciechi, scusate se ci sono, è per il piacere della cronaca, no? Beh, allora. Amore, ho degli amici che ancora la canterebbero a memoria, credetemi. Occhio il ritornello, il bellissimo ritornello. Succhia. Ok, basta, scusate, ci voleva, per dovere di cronaca, ci voleva.
E quindi immaginate che con un pezzo così, tra noi ragazzini, a scuola era proprio il pezzo che facevi sentire con le cuffiette, col Discman, cioè il lettore CD portatile, tenuto strettamente in orizzontale perché se si inclinava un po' graffiava il CD e saltava. Vabbè, comunque questo c'è da dire. Vi faccio sentire poi da questo EP due skit, perché come vi dicevo prima, e l'ha anche scritto Riccardo qua su Instagram, dissing, sì, perché loro ce l'avevano appunto con il sottotono, continuavano. Momento trash, Eli, sì, decisamente un momento trash. Però occhio, gli skit durano 11-15 secondi. Ah, l'EP aveva 4 pezzi effettivi, però era pieno di queste tracce parlate. Occhio questa, Dimmi perché non so di sbagliato che c'è, se bevo solo mirto, baby. Capito? Cioè facevano pure il verso in sottotono. Occhio quello dopo, Fede, daffo, neffa, uffo, moffo, graffa, quadra, tessa. Ma che cazzo di nomi avete? Questo l'avevamo effettivamente pensato tutti ai tempi. Vabbè, La Fossa, un anno dopo ci riprovano con un disco decisamente migliore, Around the Riones, che diciamo che santifica questo approccio West Coast, proprio palese a partire dalla copertina in cui ci sono loro in spiaggia in riva al mare. È un disco che a me piacque ai tempi, però poi invecchiò molto male, nel senso che ci sono un paio di riferimenti proprio sonori, di campionamenti che proprio sono pari pari, alcuni pezzi West Coast che era evidente che loro ascoltassero ai tempi. Il singolo il giorno dopo però è simile a quello prima degli Essere Rasa, no? Quindi non fare niente nel quartiere perché non c'è niente da fare obiettivamente. E la produzione era molto bella, le produzioni erano belle, il produttore era bravo, sapeva fare il suo lavoro, sicuramente. Avevano anche un videoclip di sta cosa, molto carino, che ero riuscito a intercettare in televisione un paio di volte, molto carino devo dire, in cui si vedevano loro semplicemente nel quartiere, si vedeva un po' di mare, un po' di Sardegna, quella voglia di mare che uno come me che viveva in montagna era d'obbligo. Oggi come ieri rilassato nella SAI. Beh, immaginate l'atmosfera, no? Beh, questa è La Fossa, appunto. Ultimo gruppo di cui voglio parlare, e siamo quindi quasi in chiusura, sì, anche perché siamo a 51 minuti, mi sto annoiando io, figuratevi voi, però doveroso dover parlare di Makugo e Sardotriba, perché erano usciti per Area Cronica, quindi l'etichetta dei sottotono di cui abbiamo parlato nella puntata sul Piemonte, e hanno fatto questo disco. Questo disco che anche questo non è invecchiato granché bene, perché ci sento dei riferimenti, ci ho sentito poi negli anni a venire dei riferimenti un po' troppo marcati a un certo tipo di rap West Coast, che questa volta, a differenza di La Fossa e Essere Rasa, era molto più vicino alla Death Row, a Snoop Dogg, a Tupac, a quel tipo di suono lì. Il taglio delle produzioni è proprio quello, paro paro, cioè proprio preso, copia incollato, si potrebbe dire. Però, raga, il produttore, che oltretutto è ancora in attività, ha collaborato negli anni, anche di recente l'ho visto, però adesso non mi ricordo, in una produzione recente, arrangiatore, produttore, un musicista di altissimo livello, Andrea Piraz, che ho avuto anche il piacere di conoscere, DJ MT, che curò tutta la produzione del disco, e il disco, raga, suonava, apriva così, molto bello. Sta roba suona tuttora, cioè parliamo di un disco che ha, accidenti, quanti anni ha? 22! Adesso chiudo la diretta stravolto dalla mia vecchiaia. Però l'atmosfera, questo è proprio il suono della Death Row, dell'etichetta di Tupac. Maku, si può dire tante cose su di lui, però sul tempo ci sapeva stare. Il suono c'era. Sì, lui ricorda Snoop tanto, la produzione ricorda tantissimo Dave Dillinger dei Dog Pound, tanto, un po' troppo forse, però rimani se voglio di far parte del mio pari. All'interno chiaramente collaborazioni con tutta l'area cronica, a partire da Tormento, in un pezzo molto bello di cui però vi faccio sentire il remix sicuramente, perché era palesemente DJ Quick. DJ Quick è un rapper e produttore di Los Angeles
che io ho amato negli anni, molto bravo, molto preparato, polistrumentista, arrangiatore, fonico, ha mixato tutto l'Eyes on Me di Tupac e aveva un suono suo che qua proprio si sente, soprattutto nei rullanti. Partecipazione di Tormento. Mamma mia, che stile! Si rimane a Cagliari perché come Radio X. Beh, questo è il disco che ci ascoltavamo da ragazzini quando andavamo a Lignano, no? In giornata con la corriera. La mattina cerchio sul Golfo degli Angeli, il Golfo degli Angeli oltretutto si chiama, come non bastassero i parallelismi. Sentiamo Torme? Ah sì, poi chiaramente DJ MP, il produttore, suonava anche la talkbox, cioè quell'effetto robotico che non è l'autotune, sono due cose completamente diverse, è una vera e propria macchina che si suona, ti infili una pipetta in bocca, ci soffi dentro, parli, e è collegata a una tastiera e gli fai fare proprio le note. E è questo qua, no? Tipo robot, tipo il ritorno alle California Love. Senti l'aria che respiro, senti Torme, occhio Tormento, che stile che avevano i 90, ne ha tuttora Torme. Adesso che i tempi sono cambiati, incominciano i party. Non so se il peso da dove proviene il beat che ti ha steso, forse non è giusto preso. Mi sa che è giunto il momento di fare dei conti. Pensa cos'è il rap per te e non da quanto sfondi. Quante cose dovremmo viverne Per riuscire a dirne, mi sa che l'unica rimane scriverne. Ciao Torme! Che stile! Presto parti, onesti parti, dillo preso parti non sa. Per chi non è colpo, territorio Maledetto, il topo del mattino arriva blues al poeto. sono stati tutti grossi split. Puoi fidarti di questi MC. Poi chiaramente c'erano anche pezzi più con una presa di posizione un pochino più decisa, più forti. Questo parla di party, ma Quartieri, altro pezzo che risente molto dell'influenza di DJ Quick, è una produzione tuttora meravigliosa. Sentite che roba. Mamma mia. E suona benissimo 22 anni dopo sto disco. Mamma mia. Va bene, chiudo con una nota autobiografica. Chi mi segue artisticamente, adesso mi faccio il pippone da solo, ma insomma ci sta, d'altra parte, ripeto, è Yacht Television, non un tizio qualunque television. Mi piacciono molto le atmosfere notturne, nei miei dischi in entrambi ci sono dei notturni. Da dove deriva questa cosa? Beh, sicuramente da buona parte del suono West Coast che ha cantato la notte, in alcuni casi in maniera più dark, quando si parla di omicidi nelle Hallis a Los Angeles, in altri casi invece più spensierati, quando si parla di uscire e fare festa. Nel caso dei sardi invece c'era il fattore di non fare niente in una sera qualunque in cui niente succede nel posto in cui vivi, e anche qua chiaramente venivano in mente le mie sere d'estate nella ridente Tolmezzo. Sognando ancora è uno dei pezzi che più mi hanno condizionato in questo. Tuttora suona tantissimo, anche qua l'influenza di DJ Quick è abbastanza marcata. Bei suoni, belle tastiere, comunque aveva dei synth, il produttore di livellissimo, e le batterie non so se fossero rubate o se le facesse lui, però mamma mia il basso, sognando ancora anni, giorni ed ore, lo sa che non mi passa. Se vuoi passarla col micio sui tetti di ogni casa, il micio Maku, è così, le influenze ci sono state per forza. Bene, se no ciao, trovo sempre un modo per passare la nottata. Visto con la gente che c'è, visto quando serve, che stai con me stasera, bene, la notte oggi è ancora più serena. Sentite che questa è la mini Moog proprio, voi magari non lo sentite, c'è un synth nel ritornello, proprio la mini Moog, che è proprio lo strumento per eccellenza, quello del ritornello di Nothing But a G-Tang di Dr. Dre praticamente. E così, ecco, con un bel fade out, chiudiamo anche questa puntata di Yacht Television. Grazie ragazzi per essere stati con me. Abbiamo visto, ripeto, la scena
del sud e delle isole, e con questo il tour della penisola di per sé, io da solo, si chiude. L'ultima volta in cui mi vedrete da solo davanti allo schermo fare questa cosa qua. Da qua in avanti ci saranno sempre degli ospiti con me e saranno più delle chiacchierate. Dopodiché, come ho già accennato domenica durante il salotto cinematografico, questo format di Ghiat Television, cioè della storia del rap italiano agli anni 90, si trasformerà in un podcast. Non so in quanto tempo, non so quanto ci vorrà, ma è mia ferma intenzione farlo. Detto ciò, io vi saluto, vi lascio dicendovi che ci vediamo venerdì alle 17 per una puntata di Ghiat Television dedicata alla scena rap, non solo degli anni 90 ma del Triveneto. Facciamo un approfondimento sul Triveneto, veniamo a parlare proprio delle zone da cui vengo io, di cui si parla molto spesso di meno, ma che secondo me insomma è giusto anche dargli il tempo, lo spazio che necessitano. E basta. Il prossimo diario di bordo non so quando uscirà, insomma ci saranno un po' di iniziative, ma continuiamo a vivere questa quarantena senza guardare troppo in avanti, perché è pericoloso. Grazie di essere stati con me, io sono Doro Ghiat, questa è Ghiat Television, ci vediamo alla prossima. Mandi Fantazzi. Chiudiamo anche qua.